Eder. Mac. Pallister. Avrà avuto un bel po' da raccontare Liliana a Claudio la mattina del 13 dicembre, dopo 2 giorni che non si sentivano, almeno telefonicamente. Dopo essere stati insieme con Claudio il 10 dicembre, Liliana il giorno 11, a partire dalle 10:30. Già si trovava nella provincia di Gorizia insieme al marito fino alle 18:40, per rientrare a Trieste alle 19:30. Il giorno successivo, il 12 dicembre, Liliana insieme al marito andranno a Grado dalle 11:30 rimanendovi fino al primo pomeriggio, alle 15:40 circa, per poi tornare a Trieste e trattenersi fuori casa fino alle 18:20 ed infine rincasare. Tanto da raccontare insomma. Raccontare presumibilmente anche della giornata che Liliana avrebbe trascorso quel famoso 13 dicembre in Slovenia, visto che è stata proprio Liliana a telefonare allo Sterpin alle 8:44 minuti e 38 secondi per trattenersi in una lunga conversazione durata 16 minuti e un secondo. Peraltro, Liliana doveva trovarsi anche fuori casa, perlomeno distante da via Verrocchio, visto che il suo telefono aggancia la cella di via Giulia 77. È plausibile che quella mattina, prima di recarsi in sauna, Liliana abbia espletato delle commissioni e potrebbe essere che in quella giornata del 13 con il cielo nuvoloso, sia passata proprio davanti al negozio di Iva la fruttivendola indossando per l'appunto un cappotto nero, così come Iva dichiarò di averla vista nelle prime testimonianze, con un cappotto scuro, versione poi modificata in giubbotto. Un cappotto nero come quello che Liliana indossava nelle ultime foto scattate dal marito quel giorno del 13 dicembre e mostrate dallo stesso in un noto programma televisivo. C'è di più. Una tale Paola Calabrese avrebbe affermato che Sebastiano Visintin le consegnò nel 2022, forse come regalo, un suo cellulare. Ma se il telefono le è stato consegnato dal Visintin nel dicembre 2022, le indagini erano ancora in corso e quel telefono non sarebbe mai dovuto entrare in possesso ad alcuno, perlomeno la signora Calabrese. Alla luce di quanto ora disposto dal GIP dovrebbe informare gli inquirenti ed eventualmente consegnarlo in questura come fece a suo tempo Gramigna Giuseppe con gli hard disk che Visintin gli consegnò pochi giorni dopo la scomparsa della moglie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.